Amici, ben ritrovati, siamo qui in zona Piazza Vittoria in compagnia di Fabio. Fabio e Roberta. Roberta e Fabio, sì, Fidanzati. fidanzati, tanti auguri Fabio, tanti auguri Roberta. Allora, chi parte qua? Signore. L'ha fregato. Fortuna. Sei fortunata perché c'è Fabio. Allora, Robby, proviamo a leggere questo primo proverbio, qua in alto. Contente de quel che ti bude fa e la sei alter e il tribulà. Cioè, hai capito? Sarà dura. Che poi non conosco il dialetto. È stata bravissima. Bravissimo. Mo vediamo se conosce. No? Che significa? Accontenta di quello che sei capace di fare e lascia agli altri il tribulare. Quindi. Come lo traduciamo? Va bene. Il troppo lavoro, chi lo farà? E il faticare, chi lo farà? Fabio. Beh, ovvio. Grazie. Pensaci prima di sposarti. Sì. Voi non pensateci, restate qui su Teletutto, tra pochissimo iniziamo. Grazie. Centro anch'io, centro anch'io. Benissimo, e dopo questa brevissima pausa pubblicitaria iniziamo davvero e in questa puntata vi raccontiamo in primis un'opera di Moretto, ritratto di Gentiluomo con lettera, che verrà collocata nella sala numero 7 della Pinacoteca. Il dipinto di oggi è un ritratto di mano di Moretto che rappresenta un uomo maturo abbigliato secondo la moda degli anni intorno al 1540. Sotto una ricca veste in damasco nero indossa un giubbone rosso decorato con tagli obliqui che crea un contrasto vivace con il verde dello sfondo. L'uomo guarda diretto verso lo spettatore, a occhi seri, quasi malinconici. Il dipinto vive del connubio tra due tendenze fondamentali. Da un lato l'impronta veneziana dell'impianto, evidente soprattutto nell'impostazione della figura imponente e nella brillante resa cromatica, e dall'altro l'uso tipicamente lombardo della luce che attraversa la tela lasciando in penombra una parte del volto e appare radente sulle superfici, rarefatta sullo sfondo. Il proverbio di oggi, contentet de quel che te se bude fa, e la sai alter il tribulà. Valeria di Modena in gita oggi a Brescia, brava, sempre bella Brescia, no? Una scoperta. Bellissima, una scoperta, una rivelazione, una I rivelazione. tuoi occhi sono una rivelazione, Valeria. C'è il marito che mi guarda male, Guarda, sto già appoggiando la mano sulla spalla, c'è il marito che mi fa degli occhiazzi. Contente de quel che te se bude fa, È di Modena, un attimo, è di Modena, va perdonata. E la sai alter e il tribulà. tribulà, Tribulà. cioè Valeria. No, c'è il dittongo sulla U. Ma come si direbbe? Cosa dici? È un dittongo. È un dittongo. Tribulà. Oh, dobbiamo Tribulà. tradurre. Ok. Valeria. Accontentati di ciò che di quello che sei buono di fare e lascia agli altri è il tribulà. Che cos'è il tribulà? In compagnia di Malak, del signor Sandro e del piccolo sultano. Ma è sempre così buono il fratellino tuo? Il nonno conferma lei? No, ma è buono davvero. È proprio buonissimo. E il nonno Sandro è buono? Sì, Te credo, ti regala il gelato. Sandro, c'è questo detto, provi un po' a leggere qui. Contente che te se bude fa e lascia agli altri il tribulà. Cioè, Contenti quello che sei capace di fare e lascia tribulare agli altri. lei di cosa si accontenta? Cosa sa fare Sandro? Io? Torte. Ti fa tante torte il nonno? sì. Ex pasticcere. Sì. Allora andiamo a trovarlo, un giorno. La casa è aperta. Silvano, vediamo un po' da Lumezzane, potrebbe anche dirlo con la classica. Mezzanese, no, ma è 30 anni che abito a Brescia, ho preso un po' bresciano, ho preso. Non c'è più il Stein. Stein del Pota. Ecco, pota. Sentiamo. Allora, contenta del che se bude fa e le Lassa. sta il tribulà. C'è ancora un po' di lumezzanese. Cioè? Un po' sì. Contenti di quello che c'hai e lascia stare, se no tribuli. Poi, sta bravo, Sta bravo, stai. sta bravo, stai lì, Annalisa, che significa questo? Non lo so. Contente de quel che te se bude fa, cioè? Contento di quello che sai fare e lascia agli altri il tribulare.
E tu ti accontenti di quello che sai fare? Cosa sai fare bene, Annalisa? Tu sei brava a scuola? Sì, Bene. E che scuola frequenti? il liceo linguistico Lunardi. Annalisa, farai strada, nel senso che fai 2 passi adesso. Contente di quel che te se bude fa e la sai altra il tribulà. Accontentati di ciò che sai fare e fallo bene e lascia che gli altri si sforzino di raggiungere risultati tante volte molto difficili e impensabili. Grazie, restate qui su Teletutto, alla prossima, ciao!